Sicuramente per il luogo da dove veniamo, la provincia, sentirsi un po' diverse, 4 ragazzine vogliono suonare, prendono gli strumenti, ci ha portato poi a comporre involontariamente un pezzo che portasse come titolo questa esperienza di vita. Sì. Ci sono storie che non nascono in un garage, o in un locale fumoso, o nella solita icona da rock band. A volte nascono in una scuola media, in un'aula qualunque, tra mura con su scritto qualche nome, file musicali scambiati con il Bluetooth, scale e corridoi che odorano di compiti, ricreazioni e di prime sigarette. A volte cominciano da una domanda che, apparentemente, non significa nulla. Di che colore vedi la musica? E invece, questa domanda apre un varco. Le 70 Fahrenheit sono questo. 4 ragazze che cercavano una via d'uscita. E l'hanno trovata prima ancora di sapere come chiamarla. Ci sono voluti anni, uno stop che sembrava infinito, un incidente e un ritorno che ha il peso delle cose inevitabili. Oggi ci sediamo con loro nel posto dove stanno riscrivendo la mappa della loro storia, per capire da dove arriva Frick, cosa resta degli inizi e come si sopravvive quando tutto sembra sfilacciarsi, e perché certe canzoni, soprattutto quelle che parlano di perdita, di rinascita e di non luoghi, sembrano guardarti negli occhi prima ancora che tu le capisca. Questa non è solo un'intervista, è una ricognizione dentro ciò che le ha cambiate e continua a cambiarle, e dentro ciò che, ascoltandole, cambia anche te. Secondo me ce ne siamo accorte già da quando, che ne so, i ragazzi di Grumo cominciavano ad ascoltare e dire ma queste che stanno facendo? Era un po' si avvertiva un'area di rivoluzione, capito? E poi comunque era famosa tra i ragazzini, anche insomma che magari non ascoltavano questo genere. Cioè a Grumo si era sparsa la voce, capito? Quindi secondo me Eravamo, come dire, delle freak che suonavano un pezzo che si chiamava Freak in un paese Freak, non freak. freak. Direi freak però a metà, perché poi Ieri dove siamo qualcuno mi ha uscite- detto che pensava che grumo nevano fosse una malattia della pelle. ma chi? Ma chi Freak ha detto questa totale, cosa? allora. Wow, mamma Totale mia, che freak. esagerazione, però. Sì, sì, Però così. per dire, insomma, veniamo da un paesotto, non è manco quello dei più famosi, quindi ci sta che sia Sì. anche Non quello è Fratta il freak Maggiore, della E poi Sì. considera che lo Sono cantavamo. meno evoluti di Grumo, posso dire. Cioè, Sì. No, guarda che Caivano stanno peggio, sopra cioè, rispetto a noi in realtà. sta sopra. È più famoso. Vabbè, a parte Esempio. la geografia Infatti. della provincia di Napoli, è pure molto importante, sicuramente per il luogo da dove veniamo, la provincia, sentirsi un po' diverse, 4 ragazzine vogliono suonare, prendono gli strumenti, ci ha portato poi a comporre involontariamente un pezzo che portasse come titolo questa esperienza di vita. Sì. Se Adri se la sente può raccontare Ma lei. sì, anche se L'evento felice. io penso di Questa avere cosa. non lo so, ci ho sbattuto la testa in quell'incidente, quindi poi dopo non ho capito più quello che è successo, perché sì, ho fatto un incidente gennaio, 19 gennaio 2023. No, 23. Sì, 2023 e dopo quell'evento io e Anna comunque ci sentivamo ogni tanto, cioè i rapporti non li avevamo proprio totalmente demoliti, distrutti e a lei arriva voce del mio incidente. Mi contatta per sapere come sto, però la domanda dura 3 secondi. Com'è che stai? Ho saputo che hai fatto l'incidente, me l'ha detto mia sorella, spero tutto bene, ma io ricordo quel e dicessi un qualcosa Stavo come riascoltando sì, Frick in stavo quei riascoltando giorni. Frick, ma che ne dici No, se ci vediamo, magari lo registriamo, Io ero in Germania però, quindi Lo per mettiamo su vederci. Spotify. lo mettiamo su Spotify, lo registriamo, ce lo teniamo per Le noi, grandi insomma, ambizioni. era quello più o meno, cerchiamo di fare qualcosa con sto pezzo. E io non lo so perché non ricordo questa cosa, ma Anna Maria dice, Adri, tu hai detto, ma perché non li facciamo tutti? Perché non una È molto da te, reunion? Adriana, stai morendo. ci Ma credo. perché non L'ha mi ricordo, detto cioè così, secondo ha me ero sbattuto la testa scioccata. a terra, Sì, ha sì, la vita davanti, sì. ha pensato, ma queste cioè io continuo a suonare, in quel momento scioccata, leggo questo messaggio, non mi tiro indietro, ma dico forse dobbiamo consultare anche Enza ed Eloise, credo che loro hanno un carattere un po' più duro rispetto a me, Adriana, siamo le romantiche, diranno forse di no, in realtà Adriana contatta Enza subito sì. Tu avevi già visto Elo a una serata? No, caso. la incontro per caso. La cronologia Sì, che ma tu prima. mi chiedi
A quel dopo. punto Eloise contatterà tu, io ho contattato Enza. Pensa, tu non lo fai sappiamo l'altra neanche, parte. cioè proprio, vabbè. Io vado alla festa dello scugnizzo di Carnevale e non avevo mai incontrato Elo in 8 anni così Beh. facilmente, forse una volta alla stazione, voglio dire. Mm. E invece quella sera è stato destino che io incontrassi Eloise e prima ancora che pronunciassi la parola reunion lo chiede lei a me. Davvero? Sì. Oddio, ma io questa cosa non la so. Ma neanche io. Io pensavo che tu avessi chiesto lei. No, perché non Ecco avevo qua. neanche E proprio tu chiesto. che le chiedi, scusami? Io ho Sei detto, ho sentito romantica. Ariana. No, in verità, non so, ci siamo dette prima cose, come stai, cazzo e mazzi, si Era anche stava gentile. male entrambi, sì. Si stava male entrambi, costante della vita. Però Cosa le legava questo? La Devo depressione. dire la cosa, poi, vabbè, no, siamo mai forse separate, Anna, era molto forse mi hai carino detto, lo parlare sai, con lei. forse Ade mi ha detto di mettere Frick su Spotify, ho detto, ma cioè che senso Quello te ne l'avevo fa detto solo io, questa Ade. cosa? Risuoniamo. Io non ti avevo ancora detto il botto, cioè quello che Adri aveva proposto, alla fine avevo detto sì, vabbè, l'ho non mi sentita. ricordo. Beh, alla fine, come vedete, è un sesto senso che si era Sì, sparso è vero. nelle nostre anime nere. Si capisce che noi tra di noi non parliamo, No, insomma. non sappiamo proprio interagire. Come chiedere all'amore e alla vita tornare insieme, era una follia. Era una follia totale. Era una Però follia, ha funzionato. è il proprio... Io tornavo dalla Germania, manifesto siamo giusto. state Follia tutte comunque. qui e... È ancora una follia. Esatto. Ma cosa stiamo facendo? Ok, ci ripensiamo. Vai Anna. Diciamo che una cosa che non si sa assolutamente del nostro disco, Frick, che sta qui, è che ringraziamo sempre Sound Inside Records, che è la nostra E etichetta. Jax e Ciro? Rock and roll. Abbiamo veramente una fantastica produzione, ci ha permesso di realizzare questo sogno che appunto portiamo dentro da quando eravamo piccole. Abbiamo iniziato a comporre da Freak, pezzo Freak a 14 anni, poi fino ai 22 anni, diversi pezzi con ovviamente tonalità molto particolari, tonalità intendo proprio di come dire, emotività, influenze. E gli unici 2 pezzi dell'album che sono stati composti invece da quando siamo rimesse insieme in questa reunion sono Ghost Dots e Bloody Rain. Quindi se sentite delle differenze, delle nuove influenze, sono proprio in questi 2 pezzi che diciamo rispecchiano anche quello che vorremmo fare per una musica a venire. E il modo in cui componevamo era semplicemente lasciarci andare, fare un po' di casino in sala. Poi spesso le idee venivano tra me e Enza, che facevamo diciamo tra le varie feste di compleanno e scherzi vari. Poi alla fine abbiamo fatto qualche pezzo sempre un po' così scherzoso. Alcuni nascevano per cacciare mie sorelle dalla stanza. Go Out, inedito che prima o Go poi Out, sentirete. Sì, esatto. E quindi diciamo abbiamo composto i primi pezzi. Ovviamente ora abbiamo limato la tecnica di produzione, è tutto molto diverso. Sì. Non so, volete dire qualcos'altro? Sul modo di scrivere. Modo di scrivere, io direi che i testi, bene o male, hanno conservato l'insoddisfazione di sempre, di comunque vivere in questo posto che un po' ti ispira tanto, ma poi ti chiude tanto, no? Ti limita. E quindi Grumo Nevano, Croce Delizia, quindi non so, siamo sempre ispirate, cioè i nostri testi parlano sempre un po' di ribellione, di voler uscire da qualcosa che ci imprigiona. Quindi di base c'è un filo conduttore, forse più maturo anche nelle sonorità, cioè forse ci siamo un po' ammorbidite, tra virgolette, dico ammorbidite perché ecco, se prima lo urlavamo alla Frick, ora magari lo facciamo anche un po'... Sussurriamo, sì, vogliamo è in un grido un po' prospettiva più futura. straziante, cioè almeno personalmente parlando, la sento più straziata, forse perché a 30 anni... È veramente faticoso, sì, esatto. Sì. Che fatica. Già. Anna, cosa è successo in quella realtà notte? la notte non è successo quasi È il niente. mattino che... È stato sì, nella notte semplicemente a me è venuta in sogno Enza che a 13 anni nella stanzetta mi diceva Anna, ho fatto un pezzo, però vergogna, non te lo voglio far sentire, faccio Enza, dai, Dio buono. Mio E solito. lei prende la sua chitarra classica e veramente con una fanciullezza e una voce angelica fa qualcosa poi di molto diverso da quello che uscirà in Ghost Dots, ma quello che in quel momento sogno, apro gli occhi e penso questo sta benissimo.
su una chitarra che ho in mente ossessivamente in questi giorni, è la voce perfetta. Mi sveglio quindi nel cuore della notte, prendo la chitarra, ci immagino sopra quella linea vocale della Enza di 13 anni. Quando la incontro il giorno dopo dico: Enza, hai composto un pezzo come mai, lo sai? Noi abbiamo tanti modi strani di comporre, poi saprete. Il passato che è venuto dal sogno. E quindi così è nata Ghost Dots. E poi ovviamente abbiamo elaborata tutte insieme, sono uscite altre voci, abbiamo continuato, ma la linea vocale della strofa è assolutamente la Enza di 13 anni che canta nella sua stanzetta. Io ho sempre suonato punk con le dita perché ho sempre, non lo so, rinnegato il plettro. E prima, cioè, toccava a me registrare le mie linee di basso in sala e lui me l'ha imposto. Cioè, io non avevo mai provato col plettro tutte le canzoni. Ha detto: pigliati stu cos e sono. E mi urlava addosso, cioè mi incitava, Sì, che a sì, un certo solito punto suo. avevo gli occhiali da vista, avevo un mal di testa allucinante con la giornata perché avevo questo pressing che chiaramente serviva. E quindi sì, lui ci ha sempre spinto a dire: cioè, non fa niente che tu non l'hai provato, suonala adesso come te la senti. E allo stesso modo, ecco, Così anche ha l'assolo spronato di anche. Apple Apple. Sì, perché poi io amo l'improvvisazione, però sono anche una tipa precisa, cioè nel senso l'assolo di solito lo premedito, e lui in quel momento mi dà una chitarra che non era la mia, che teneva là in studio, una Gibson di Avoletto, e prendo un megafono e inizia a urlarmi addosso. E io non credevo stessero registrando. Quindi improvviso delle note casuali, che ancora oggi non potrei elencare in una tablatura assolutamente, non so effettivamente cosa ho suonato, e così è nato l'assolo di Apple Apple, ed è anche quello più fuori e più alto di volume in tutto il disco, e io ogni volta che lo suono live lo rimprovviso. Così Sì, sì, ogni volta è un assolo diverso, quindi non sarà mai tablato in qualche modo. Ci sta. puro divenire. La filosofia, Ecco qua. Ecco qua. Pubblicità. Ta 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 ta. Vabbè, autrice di Waterloo Days. Ma io prima voglio chiedere a Elo cosa rappresenta per la pioggia, perché col diluvio lei ha detto stamattina sto godendo. Io godo quando c'è la pioggia, non lo so, mi piace semplicemente, mi fa stare al sicuro, anche se chiaramente dà fastidio per la strada, comunque sia, però mi sento bene quando piove, semplicemente. Ci ispira la pioggia. Vabbè, sono nostalgica, sai, Anche se incrocio in questa cosa. Non è nata in un giorno non di è pioggia. soltanto Io schifo la pioggia. Tra l'altro, no? Sì, la pioggia, diciamo... Vabbè, certo che è metaforica. No, Waterloo significa più che altro, quando mi è venuta in mente questa parola, ho pensato al galleggiare, a qualcosa di acquoso anche, che non ha forma, che se non lo metti in una cornice, in un contenitore, si semplicemente getta un po' dovunque. E questi Waterloo Days sono quelli in cui in questi 8 anni di stop noi non ci siamo viste e galleggiavamo nel pensiero, poi alla fine fasullo, che potevamo continuare a vivere la nostra vita senza questo progetto. Quando abbiamo ripreso si è accesa una scintilla e ha incendiato pure quella massa d'acqua informe, amorfa, e questi sono stati i Waterloo Days che hanno invece conservato quella fiamma di desiderio di riprendere in fondo veramente a suonare, ed è stato il primo pezzo che abbiamo messo su dopo questi anni, quindi per noi ha un significato particolare, anche perché le prime volte ci chiedevamo: ma ora abbiamo ascoltato cose diverse, chissà ci troveremo bene, le gemme in sala venivano sì, ma non eravamo del tutto soddisfatte. E ricordo un giorno stavo andando a un seminario di filosofia, non riesco più ad andare a un seminario perché a questo seminario perché mi fermo nella metro a Piazza Municipio con le cuffie nelle orecchie, avevo questi accordi registrati a chitarra acustica poche ore prima e sono completamente invasata. Mi fermo nella metro, butto giù un testo e testo dalle bozze del cellulare, e inizio a provare a inventarci una melodia sopra su questi 4 accordi. Esce così, Waterloo Days, e lo faccio sentire a loro, ovviamente ci mettiamo a piangere. Troppa bella. Siamo al 7° cielo perché ci siamo sentite rinate proprio così, abbiamo detto: questa è la musica che faremo, ed uscirà dopo il disco Freak, perché questa è la musica che abbiamo fatto, più qualche aggiunta. Waterloo è il lancio delle nuove 17 Fahrenheit. Sì, è stata la nostra prima volta dopo 8 anni, cioè nel senso Molto importante. molto molto importante. Sì, che nuove non significa per forza cambiamo tutto della nostra vita, del nostro genere musicale, significa come siamo rinate. Ha un significato veramente emotivo, Sì. molto forte.
Sì. È il non luogo esatto come definizione, perché scrivendo questo pezzo era proprio l'esigenza di spiegare un po' quando uno, ecco, non sa manco lui come si sente, no? Fa freddo, fa caldo, non so dove sono, non so cosa voglio, mi sento persa, cioè queste un po' tutte le sensazioni che avvertivo scrivendo questo pezzo. E ha un po' come si dice, un alito di speranza in realtà. Nasce da, ecco, questa insoddisfazione sempre costante nei nostri testi, oddio non sempre, e si evolve in una sorta di volontà di fare le cose nel senso che fallo anche se ti fa male, anche se non sai da dove cominciare, fallo perché sennò poi dopo lo perdi, esatto, se non lo fai. Quindi banalmente ogni lasciata e persa è un concetto a cui noi ci dobbiamo aggrappare sul serio, perché ogni cosa che lasci andare non sai se la puoi afferrare più. Cioè un po' sì che ci sta il fatto di dire non lo faccio adesso, non ero pronto, non l'ho fatto in quel momento, non ero pronto, sarò pronto poi, però magari la speranza di trovare quel fuoco interiore, quella fiammella che ti dice fallo adesso perché domani non lo sai. Quindi se hai un sogno, se hai un qualcosa che un po' ti brucia dentro, oggi è il giorno, adesso è il momento, quindi non lasciarlo andare via. Io mi fermo un attimo ragazzi, devo uscire perché... E se per Elo è arrivato il momento di salutarci, per Anna Maria, Adri ed Enza è ancora il momento di un tuffo nei ricordi. Quello che ricordo proprio con affetto è siamo noi che suoniamo così su una piazzetta di Comunevano con gente che ci guarda stranita e dice cosa? Quelle siamo noi, nel senso siamo nate così e continuiamo a sentirci in senso buono, positivo così ogni volta che suoniamo e stiamo insieme. Io la cameretta di Anna, Anche. La cameretta di Anna Maria, dovete sapere che era, non so, 5 metri quadri, piccolissima, piccolissima, ma noi ci siamo sempre entrate ovviamente lì dentro con animali, con chitarra, basso eccetera. Lì è nata Frick, lì siamo proprio nate noi, cioè anche come amichette quando eravamo piccole, capito? Veramente di tutto. Cioè non è che di tutto è successo, però noi, cioè io ho una diapositiva mentale di noi piccole davvero dentro la tua cameretta, che poi è la cosa che ci lega proprio la stanza, cioè noi siamo nate poi a casa di Anna Maria, cioè veramente è successo di tutto, cioè un libro sulla casa di Anna Maria e le feste, abbiamo 1 milione di aneddoti, abbiamo girato anche un video, non ci hanno arrestato per poco, insomma è un po' il tempio della nostra musica. Sì, il miglio nudo, vabbè comunque in un'altra intervista magari un'altra intervista, cose che non dovresti sapere. Immagina che io fisserei di noi comunque quella presente attuale, perché credo che veramente siamo la conclusione, ma ancora in fieri, in processo di tutto quello che siamo state fino ad oggi. Ci rivedo così come eravamo, insieme a tantissime cose nuove, e sono contenta di tutto questo. Già. Quindi sì. Per esempio Enza adesso suona la chitarra, tu che ne pensi? È vero, questa lei novità suona la chitarra, adesso nella nuova formazione è cambiato qualcosa, si sente? Sì, è vero, è vero. Elo, qui c'è Eloise che indossa sempre un cappellino, quindi noi glielo mettiamo proprio così. E lei ci vuole bene. Basta. Meno male. Grazie Elo, sei una grande. Carina. Grazie ragazzi. Grazie a te, Corrado, ad Arianna, grazie, mente sommerse. Grazie. Top.